una parte, gli stucchi dall'altra, hanno un comune denominatore, che sono le spezie. Le spezie che vengono portate a chiarsons, questi ravioli ripieni. Col formaggio ubriaco, il formaggio che si mette sotto la vinaccia, per intenderci. E ho ripreso un attimo il colore della buccia del formaggio per fare anche il colore dell'agnolotto che richiami l'interno, che è formaggio ubriaco grattugiato con ricotta fresca, semplice. Adesso vado a preparare l'impasto della pasta, così vedete che uso anche un po' di polpa di mirtillo per dare il colore all'agnolotto che mi richiama il formaggio all'interno. Tutto lì. Maestro, posso cominciare? Prego, eccoci qua. Allora, vediamo un po' cosa succede. Allora, questa è la farina. Farina 00 uso, però siccome a me piace usare anche le farine tipo Faro o Camut, si può benissimo usare anche quelle. Si può usare da solo? Il Faro? Sì. Senza aggiunta di 00? Io lo uso anche da solo, però poi dipende dai gusti, perché è leggermente più consistente, bisogna anche vedere la... Ho il microfono basso, dicono. Allora, spero di avere abbastanza farina. Questa è polpa di mirtillo, delle patate. Non metto solo acqua e farina come fanno dalle mie parti in Carnia. Mi hanno insegnato la signora a mettere le patate perché resta la pasta più morbida e non si rompe. Come avete capito, la giornata è dedicata alle lady chef e alle donne in cucina. Faccio un applauso a Alessandra perché ogni volta che la chiamiamo viene da lontano ed è con noi e ha sempre qualcosa da insegnarci oltre che collaborare. La signora qui mi chiedeva se non era polpa di mirtillo con che cosa si può sostituire. Le erbette rosse però vengono rosa. Io ho fatto un bel po' di prove, poi alla fine con il mio amico panificio sono arrivata a questo, avere la polpa di mirtillo, perché anche se si compra i mirtilli tendono a rimanere chiari. Si trova o il colore naturale in pasticceria o la polpa di mirtillo anche alla Metro, adesso l'ho trovata. Grazie alla Mirka e alla Bertilla che sono entrata nel gruppo e ho iniziato a girare un po' con loro. E i nostri prodotti sono apprezzatissimi dappertutto, solo che noi non siamo capaci di venderci. Un po' le istituzioni che non sono con noi. È chiaro che nella famiglia di 40-50 anni fa c'erano 3 pentole solamente con uno spoler. Oggi abbiamo molte pentole, però forse ci manca la conoscenza, abbiamo molte... Devo spiegare il ripieno. Allora, io qua ho già grattugiato questo formaggio, vedete che ha la scorza viola. E ricotta fresca e basta. Allora, sempre per 1 chilo di farina, mezzo chilo di formaggio e mezzo chilo di ricotta. Se lo volete un po' più forti mettete un po' di più di formaggio. Un pizzico di sale. Mettimelo te. Ok. Prego. E qualsiasi patata va bene? Sì, tranquilla. No, qualsiasi patata, perché se è troppo asciutto ci devo mettere un goccio d'acqua. Abbiamo visto mettere il sale, no? Adesso
la nuova cultura ci sono questi sali aromatizzati, questi esaltatori in polvere. È chiaro che col tempo che noi andiamo avanti sempre di più si tende ad avere prodotti semilavorati, però il sale rimane l'esaltatore più importante che ci sia, anche se oramai molti Scusate, ma di mare o salgemma. mi devi portare un paio di guanti? Ah no, c'è là. Allora, non c'è bisogno di bagnare, io non li bagno mai difficilmente, faccio così e faccio così. Questo via. Ringraziamo Sergio Negro che ci dà queste bellissime immagini, così potete vedere. Se noi può lasciarlo anche con 6 euro. Ah? A mie gelone se non vuole, no? Ah sì? Se volete potete lasciarli anche così. E con la forchetta? Io questi così li faccio verdi con le erbe che raccolgo in montagna. Questa mezzaluna per dare diversità. Per favore, se volessi fare questo piatto per ospiti, lo posso preparare anche in anticipo? Non ho capito, scusa. È possibile preparare il piatto in anticipo avendo ospiti? Puoi prepararli quando vuoi, li fai, li metti su una placca uno a uno con un po' di farina, li congeli. Quando li devi cucinare, all'ultimo momento bolle l'acqua, li buttate giù, quando vengono a galla li saltate come volete. Il punto forse più importante è quello della chiusura. Ci sono diverse chili da poter chiudere. I garzon sul tempo, siccome era il piatto di festa, ogni famiglia e della Carnia e delle zone vicine avevano un modo di chiudere diverso perché era un po' lo stampo di famiglia, no? Quindi la famiglia regale, la famiglia ricca del territorio aveva il suo formato, la sua forma particolare che contraddistingueva uno l'altra famiglia.